posizione di merda. No, era vinta prima, adesso l'hai fatto attivare. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui con il nostro asso delle partite Blitz, il Teche, e adesso hai circa 2750 in Blitz e adesso proverai ad aumentare ancora di più il tuo elo. Vediamo tutta la tua potenza. Ok, Thomas Pickerson, ok, E4, C5, la siciliana, cavallo F3, che siciliana, cavallo C6, D4 siciliana aperta, cavallo per D4, D6, se ti faceva il Maroxi, però non l'ha fatta, G6, dragone accelerato, alfiere 3, alfiere G7, alfiere C4, cavallo F6, completando lo sviluppo, probabilmente alla prossima il Teche si vorrà arroccare, penso. Arrocco corto, suppongo che anche il bianco non arrocca corto. E ora cosa facciamo? Interessante. Ah, wow, allo per E4, alfiere per F7. Mi piace la coppia degli alfieri, credo. Caballo, 5, alfil de 5, largo largo. Complessa, no, la posizione? Il tempo, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. 2 minuti e 44 contro 2 minuti e 06. Non avevo mai visto il Teche pensare così tanto. Cavallo G5, forte, strong move. Cavallo G5, mossa forte. A questo punto ci attacca la qualità. Torre F6, per un momento pensavo che volessi regalarla la qualità. Però no, E5 alla prossima, E5 a seguire. Quindi lui giocherà F4 secondo te? Per evitare 5. Allora per C6, e anche ciò che ha giocato, no? Adesso quello che stavo pensando. Torre. Ah, Il por. torre 5. Non pensavo un'altra. Dopo E5, alfiere per E5. Dame 7. Sì, non è 3. Non lo so. Tic tac. Vamos a meter esto. Mettiamoci nei casini. Deve prendere, no? Ma sembra bellissima lì da un E7. Un E7 cosa fa? Torre F5 quindi giochi. Su alfiere per G7, donna per G5. Ok. Attaccando debilidad. Attaccando G2. Ci può stare. Donna per G5. Donna per G5. Torre per G5. Attacco simultaneo, no? Contro G2 e contro G7, no? Sì. Attacchi il pedone G2, ok. Ui. Abbiamo perso la torre. Ok, la torre no. Fallo grave. Errore grave. Cosa giochiamo ora? Forse dobbiamo sacrificare l'alfiere. Ci sono chance? Abbiamo perso un pezzo. Ci sono chance o è meglio farne un'altra subito? Está la cosa complicata. È molto complesso, abbiamo un pezzo in meno. Abbiamo perso un pezzo, ci hanno intrappolato la torre. Torre 4. Non vedo chance di vittoria. Sí. 5 jugadas más y habrá que abandonar. 5 mosse, bisognerà abbandonare. Torre di 8, torre B7, A5, torre G7, torre A7, ci mangia tutto. Siamo in una rete di matto anche. Re F7, lottando con tutte le forze. Torre di 1. Torre H1. Torre H8. Il sogno infinito si schioda. Alfiere G7 penso che giocherà. Sì.
Il punto è che sei stato lento, no? Dovresti avere tu 1 minuto e 20 e lui 22. Sì. Pensato molto in apertura per fare una mossa strana, no? Che era cavallo per E4, non era necessario giocare cavallo per Sì. Normalmente prendi delle decisioni più pratiche, no? Che abbandoniamo perché abbiamo un pezzo in meno. Sì. Un'altra perché questa era inguardabile. Facciamone subito un'altra. Gioca veloce. Gioca veloce, gioca aggressivo. Un 2804. Dai, facci vedere tutta la tua rabbia. Allo F3 e 6, fiere G5, C5, C3, veloce, voglio vederti veloce, Un poco más rápido. veloce. E capisci, no? Che in italiano veloce come rapido, Rapido. in spagnolo. Ok. Fast and Furious, ti voglio vedere. A Rocco. E 3. Abbiamo più spazio, no? Ok. Fiere di 3. Va bene. Veloce, veloce, veloce. Perché pensi? Sei il campione della velocità, sei più lento del tuo standard. Donna e 2, va bene? Per indebolire le case bianche, no? Fiere H4. Si poteva giocare anche alfiere per F6 e poi alfiere A6 anche, no? Interesante. A4. Ok. Torre C2. Non so se però interessante. E provare a invadere la donna, no? Perché crea dei problemi. Cavallo di 5. Cavallo per di 5. Non ho. Ah, ma stai meglio, no? Ah, perché vuole giocare alfiere B3 forse. Però va bene. Preferisco il bianco. Vale, alfil por. Pedone prende in F3. No, ma giocherà alfiere B3, no? Penso. Alfiere per F3, G per F3, stai meglio. Sì. Perché non riesci ad attaccarti il tuo re. Un pedone in più, la coppia degli alfieri, le case chiare, si prende il pedone in A4, ma stai meglio te ora. Sì. Alfiere per F3, secondo me è un errore molto grande alfiere per F3. Ok, abbiamo capito. Prendi. E sta meglio il bianco. F4 molto bene. Fiere B5 molto bene. Su cavallo C5 e B4 la torre è messa male. Vediamo qualche magia del Teje. Riuscirà il Teje a vincere. Torre D1 facendo pressione su D6. Torre C6. Ha due debolezze, no? Lui B6. Torre C1. Potevi prendere in D6 anche. Sì. Una di 3, stai pensando nell'attacco, no? Secondo me vinci. Sembri un altro giocatore in confronto alla partita di prima. Ma stai giocando aggressivo, sei ispirato in questa partita. No, ti vedo bene. 1 minuto e 48 contro 1 minuto e 06. Un pedone è un pedone, no? Non è un pedone. Un pedone è un pedone. Molto bene. Questa è una frase internazionale, no? Sarebbe in spagnolo un peone su un peon, no? Un pedone è un pedone. Chi non crede in questa filosofia? Va bene. Il cavallo lì è fastidioso, no? Ci fa del male ora? Pequeña cagada. Gli hai fatto attivare la donna. Posizione di merda. No, sta bene. Era vinta prima, adesso l'hai fatto attivare. Tenía esta. Però è scacco perpetuo. Però Torre C2 perpetuo. forse? Sì. Però hai più tempo, devi vincere per il tempo qui. Perché ha 28 secondi. Alfil G2. Alfiere G2. Defiende. Difende tutto, sì. Era più facile prima. Ma rimane a 17 secondi. Si è addormentato.
Torre 7. Dai, portala a casa questa, non fartela rubare. Con calma. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a meter el filo aquí. Fiere G2. Non cadere in trucchetti, non fartela rubare. 4. Vuole guadagnare la donna. Che ignobile trucchetto. Veloce. 8 secondi. RG3. Vale. 6 secondi. Questa la devi vincere. Devi trovare la mossa. Torre per H6. Torre bellissima se ti dà scacco in H3 e vuoi fargli cadere il tempo, di la verità. E vinci il finale, no? Ah, io pensavo alfiere 4, ma anche così dovrei. E non vinci? Sì? Perché no? Vamos a comer la torre. Ah, tutto sotto controllo. Sei stato bravo, però stavi molto bene, no? Sì. Secondo me qua, io qua avrei, sinceramente, io avrei preso in F6 per giocare alfiere a 6, indebolirlo sulle case chiare. Perché la coppia degli alfieri la riprendo, no? E, cioè più che altro, perché qua tipo se gioca anche, non so, alfiere per o cavallo per F6, qua, no, qua, cioè non può sottrarsi al cambio, no? Le case chiare sono... Secondo me sta un pochino peggio lui, anche se non è facile effettivamente. Perché questa D6 trova bene. Che potenza il teche. Chiaro vantaggio. G per F3 e 5. Sì, qua hai giocato bene. Hai giocato molto bene. E qua non potevi giocare F3 qua? Cosa Sì. fa? Cioè per togliersi il cavallo dei piedi. Qua si è attivato. E qua la partita vinta lui. La torre C7 deviazione. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Se prendevi ha pensato tanto e non ha trovato questa mossa. Che dolori. Su torre di 1. No, qua c'era qualcosa che non quadrava qua. Qua invece ha giocato mossa lenta e qua non ha più tempo ormai. Qua gli fai 6 secondi, gli hai fatto cadere il tempo. Donna per E7. La donna controlla H4, alfiere H3. Bella partita, grandissima partita. Ci vediamo presto in un altro video. Siamo rifatti dalla prima sconfitta. Alla prossima!